Si è svolto ieri presso la Biblioteca Lucchesiana di Agrigento un convegno che ha avuto per oggetto la democrazia cristiana, con particolare riferimento al congresso regionale del 1983 che si tenne ad Agrigento e che vide la scelta coraggiosa dei giovani quarantenni democristiani nell'isolare ed espellere la corrente dei corleanesi e dell'allora Vito Ciancimino. Organizzato dal professor Enzo Di Natali del Centro Evangelium Vita in collaborazione, l'evento si è svolto presso la Biblioteca Lucchesiana, grazie anche alla presenza del direttore Don Angelo Collura. I relatori, tutti ovviamente ex democristiani, sono stati parlamentari come Angelo La Russa, Lillo Pumiglia, Rino La Praca, ex segretario di Bernardo Martarella, che fu ucciso dalla mafia per le sue scelte di rinnovamento, l'ex senatore Enrico La Loggia, che ha fatto anche uno spaccato della primavera palermitana e di come si viveva allora nel capoluogo, con denunce ben precise che la corruzione era sistematica in tutto, anche per entrare al cimitero, e della sua conseguente scelta di aderire al partito emergente di Forza Italia di Berlusconi, in quanto nel suo statuto inseriva i principi del cattolicesimo democratico, che era stato valore della democrazia cristiana. Ma così come è morta la DC, ha affermato il senatore La Loggia, anche Forza Italia sta arrivando al suo declino, ma bisogna guardare con speranza a una nuova classe dirigente che stenta però a emergere. Rino La Praca ha fatto anche un excursus di quel periodo, con gli omicidi di La Torre, Dalla Chiesa, un partito, quello della DC, che subiva una scarsa considerazione politica, quindi si andò al congresso di Agrigento per eleggere un nuovo segretario e la dirigenza, il nuovo comitato, che desse un rinnovamento all'immagine della democrazia cristiana di quel periodo. Infatti uscì segretario Pippo Campione, quindi l'intervento del ministro Mannino, articolato, preciso nei dettagli temporali, illustrando anche i vari intrecci tra le correnti della democrazia cristiana, che portarono quindi all'isolamento di Vito Ciancimino, messo in minoranza in quanto bisognava presentare delle liste che ottenevano almeno il 10%. Ciancimino così fu isolato e non arrivò neanche al 3,5% con la sua lista. Tra le varie considerazioni affermate da Mannino, anche quella forte che il congresso si svolse nell'allora Jolly Hotel del villaggio Mosè, che nell'albergo di fronte erano presenti due boss di mafia, Totò Riina e Provenzano, proprio come si alloggiavano in un altro albergo attiguo a quello del Jolly Hotel al villaggio Mosè, dichiarazione che, a detta del ministro, già presente negli atti processuali, ma che certamente poco noti alla platea presente. Un pentito che appartiene sempre alla famiglia di Ciancimino, dottore Pennino, ha ripetutamente dichiarato in alcuni processi che il giorno in cui si svolgeva il congresso di Agrigento al Jolly, Agrigento fu scelta in ragione, diciamo così, del riguardo che si voleva portare alla DC di Agrigento. Era particolarmente attivo in quel tempo Luigi Giglia, poi purtroppo proprio alla fine di questo periodo trovò la conclusione della sua vita. Ma nell'albergo di fronte al Jolly Hotel soggiornavano Riina e Provenzano. E qui ad Agrigento? Ad Agrigento, nell'albergo di fronte, e che durante la giornata congressuale più volte ebbero contatti e colloqui con i rappresentanti di Ciancimino che erano presenti in congresso provinciale, in congresso regionale, per avere notizie sulla evoluzione della situazione. Sì, è tempo questo per tentare di leggere la storia di un partito che oggi non c'è più, la Democrazia Cristiana, un partito che è stato molto importante nella storia d'Italia e nella storia della Sicilia, che è andato incontro alla cesura nel 1992, al superamento della sua posizione all'interno dello stesso elettorato italiano. Tuttavia la Democrazia Cristiana è un argomento che bisogna conoscere approfondendone gli aspetti molteplici
della sua storia. Nella sua storia c'è anche questo capitolo che è il Congresso di Agrigento nel 1983, dove la decisione importante non fu quella di escludere Ciancimino dagli organi di partito, la decisione importante fu quella di formulare un impegno molto serio, molto concreto della Democrazia Cristiana a sostegno di un'iniziativa anche giudiziaria che affrontasse il problema della criminalità mafiosa che proprio negli anni '80 era diventata estremamente pericolosa. Purtroppo, nonostante le scelte effettuate col Congresso di Agrigento, le scelte effettuate al Palazzo di Giustizia con l'avvio del maxi processo, è accaduto il 92. Il 92 è un altro capitolo che andrà approfondito debitamente, è un capitolo, se vogliamo, anche aperto. Oggi siamo qua per scambiare testimonianze affidate alla memoria personale. Non ci sono neanche tutti i protagonisti del congresso dell'83 perché il tempo porta via anche le persone, però quelle che siamo rimaste vedremo ciascuno per parte propria di dare un contributo a questa ricostruzione. Io credo che sia stato un momento fondamentale nella storia della Democrazia Cristiana, ma ancora di più nella storia della Sicilia e della storia della lotta alla mafia. L'inizio di un cambiamento che poi ha portato prima alla primavera di Palermo, poi alla caduta della Democrazia Cristiana e alla nascita del Partito Popolare da un verso e anche dalla nascita di Forza Italia con i principi fondanti del cattolicesimo liberale. Quindi è stato l'inizio di un grande cambiamento. Vide l'espulsione di Ciancimino, che era la longa manus della mafia corleonese nella politica palermitana, guastandola in maniera tremenda e contribuendo a determinare episodi gravissimi, compreso l'assassinio del segretario provinciale della Democrazia Cristiana, del presidente della regione Mattarella. Ad Agrigento, nel febbraio del 1983, decidemmo di tagliare i ponti con questo personaggio, facendo un passo probabilmente non decisivo, ma certamente di grande valore, sulla strada dell'affrancamento da una storia che vedeva in qualche modo compromessi alcuni settori della politica e quindi del Partito della Democrazia Cristiana. Probabilmente non siamo stati coerenti fino in fondo in seguito, non ci sono state le condizioni generali, è venuto meno anche la riconoscibilità e il sostegno dell'opposizione di sinistra che preferiva vedere nella Democrazia Cristiana l'avversario contaminato da contrastare e da denunciare piuttosto che un partito politico che riprendeva in maniera vigorosa la strada propria della politica e quindi dell'affrancamento da alcune suggestioni, alcune soggezioni del mondo criminale.